Amici bellini, vi vedo nervosi, ma calma, state calmi. Pioli, no, Pioli, è meglio di Francesco. Calma, calma. Poi di Francesco è un ottimo. Sta semplicemente succedendo, questo è un video che odio fare perché succede semplicemente quello che vi ho detto 2 giorni prima, però anche quello che vi ho detto 2 settimane prima, perché c'era Empioli Napioli e qui cominciamo, che dobbiamo fare in fretta, che tengo che fa. Benvenuto De Martino Zufacchi, che bel nome particolare, unico al mondo. E unici sono i miei iscritti, quelli che si iscrivono al canale, che seguono, che vengono durante le live. Siete i miei eroi, lasciate i like, così aiutate la barca, la spingete verso nuovi lidi. Arriviamo a 22.100 iscritti, siamo dietro l'angolo e grazie. Allora, veramente ogni giorno sembrano tutti convinti del destino del Napoli. Un giorno dice Conte che è fatta, è proprio fatta, la casa a Posillipo è fatta. Il giorno dopo la frenata brusca, così risalgono le quotazioni di Italiano, attenzione a Gasperini. E poi adesso il momento Pioli. Ovviamente Conte per l'algoritmo. Probabilmente metterò comunque hashtag Conte sul titolo e voi capite il perché non si può parlare d'altro. Però volevo legare un attimo i puntini. Ci spostiamoci un attimo dall'altra parte. Giovedì, ma qualche giovedì fa. Secondo me, visto che adesso Conte aveva preso la casa e adesso non ce l'ha più, frenata brusca, secondo me deve succedere questo. Devono adesso pompare Pioli, che è quello più odiato dalla piazza in questo momento, perché male, Pioli, padre Pioli. Dopodiché, con l'hype di Pioli a 1000, è fatta Pioli, mannaggia, tutte queste cose brutte, se ne esce con un altro nome, che non era uscito prima, perché lui si diverte proprio a fare così. E quindi l'altro nome, poi si può vedere se è un ritorno di perché adesso la piazza, e mi dite se mi sbaglio, accetterebbe Italiano rispetto a Pioli, accetterebbe un Gasperini, bello e buono, accettiamo Gasperini va benissimo, ma se gli fai il contratto lungo e lo lasci lavorare per 8 anni va benissimo. Altrimenti è solo uno che ci odia completamente. Quindi si deve creare la quasi certezza di Pioli e poi se ne viene con un altro nome che secondo me è comunque un nome dell'area juventina, perché si è fissa, secondo me De Laurentiis si è fissato, ha provato con tutti i nomi dell'area della Roma, delle sue così, adesso Manna, non dico Andrea Pirlo, però anche Gasperini è un nome dell'area juventina sicuramente, un nome juventino secondo me, quale sarà? Ecco, mi sembra evidente, e la prova provata che la piazza non accetta, ve la faccio vedere subito. Ecco qua, per esempio, Careca, che poi Luigi scrive: vi dico una cosa, preferirei la conferma di Calzona a Stefano Pioli, senza ombra di dubbio. Tenete presente che, poi è inutile nello specifico, Twix è un posto di estremi, no? Si scrive veramente la qualunque, un po' per scherzare, un po' per satira, un po' seriamente, insomma non andiamo a giudicare così. Quello che mi interessa è vedere la reazione generale a tutti quelli, e su tutti i social potete andare a vedere. Io seguo di più uno che un altro, ma piuttosto che un altro preferirei Gasperini. Vedi la prima risposta a Pioli, ho detto tutto. Preferirei chiunque al posto di Pioli, non esageriamo. Pioli non è Guardiola, ma non è manco l'ultimo arrivato, lo dico anche io, potrebbe accadere, avrebbe senso, stiamo un po' esagerando. Idem, d'accordissimo, meglio Calzona che Pioli. Pioli out. Cominciamo a vedere un pochino quelli che sono le prime reazioni, perché il Pioli out già impazzava per i tifosi del Milan, adesso si aggiungono i tifosi del Napoli che stanno semplicemente in scia e sperano di avere quell'effetto che hanno avuto i tifosi del Milan con Lopetegui, dove dobbiamo anche capire se loro si sentono protagonisti e fautori dell'annullamento della trattativa di Lopetegui, se mai ci sia stata, perché questo poi non sappiamo. Ci diamo anche a volte dell'importanza che non è detto che abbiamo con le società forti, poi vediamo quello che succede. Dopo aver trovato la quadra con Conte, ti tiri indietro per prendere un mediocre come Pioli. Conte al Milan e Pioli al Napoli, non ci credo ma ci spero.
questo qua, Osama Bin Leao, credo che sia ortodosso nero, quindi è un tifoso del Milan che spera Pioli al Napoli. Prendere Pioli o gente simile con un allenatore libero a livello di Conte, con quale il certo, per quanto mi riguarda, che c'è un accordo di massima, vuol dire solo una cosa: imprenditore scarso, va bene. Dai, firmate, vedi la petizione no Pioli. Non è ancora arrivato, ma sono già Pioli out. De Laurentiis, mai una scelta coraggiosa, buttato un anno con 2 allenatori a tempo per prendere uno scarto del Milan. Ecco, questo è un punto di vista che condivido. Tu dovresti prendere un allenatore libero e non dare una mano agli avversari. Se loro hanno Pioli sulle spalle, che ha un altro anno di contratto e lo devono pagare, visto che il Milan non è una squadra che può spendere e espandere. Quando si è parlato di De Zerbi al Milan, molti hanno detto: ma De Zerbi ha una clausola di 15 milioni e il Milan non può andare a comprare anche un allenatore. Quindi dare una mano alle società tue avversarie facendogli risparmiare un ingaggio, per me è un errore. Noi non vogliamo Pioli, permettiti, a sto giro resti solo. De Laurentiis, vi prego, qualcuno mi spieghi perché De Laurentiis dovrebbe optare per un allenatore come Pioli, su quale basi si baserebbe, perché ha vinto 4-0 contro il Napoli? Assurdo. Pioli out. Dammi il numero di Chiavelli, vabbè, permettete, addirittura stronzo una roba che Pioli out. Io scorro, qualche commento lo evito di leggere perché non sono anche volgari e lo evito. La petizione, Pioli out, vendi, salvate che Kvara. Tra l'altro Kvara è infortunato, noi dobbiamo cominciare anche a pensare all'Udinese. Non bene, siamo un po' in emergenza. E questo mi sembra uno scenario possibile. Pioli a Napoli, scetticismo di massa iniziale, gioco che prende forma fino a fare una serie molto lunga di risultati positivi, napoletani contentissimi, vedove milaniste che spunteranno come funghi, crollo verticale, sfiducia totale e Pioli out. Dove avevo già visto questo film? È uno scenario molto plausibile, perché poi al di là dell'allenatore giusto o sbagliato gli devi dare sostanza con un mercato importante, lo devi proteggere, devi creare una stampa a favore, che poi e poi invece quelli là che avevano un po' di scetticismo, che si stanno zitti all'inizio, poi aspettano il crollo per attaccare sanguisughe e sciacalli. È filtrato il pessimismo. Sì. Insomma ragazzi, ricapitolando, io credo che sia troppo presto e oggi è il 4 maggio e ci avevano detto che doveva succedere qualcosa di importante. Bah. Attenta al 4 maggio. E quello che succede è che il film va nelle prime sale e qualcuno se lo potrà cominciare a vedere, qualcuno mi potrà scrivere, datemi tutti gli spunti possibili finché non potrò vederlo anche io. Oggi è proprio l'anniversario dello scudetto ed è un giorno che dovrebbe essere gioioso e invece è un po' triste. Io ce l'ho un po' di tristezza per come ci arriviamo a questo anniversario. Secondo me state tranquilli, quelli che non vogliono Pioli, state tranquilli che è un nome che è uscito troppo presto e secondo me è dietro l'angolo la svolta che sta proprio succedendo quella cosa là. Pioli, no, Pioli, meglio Calzone, meglio Montella, meglio chiunque ma non Pioli, e qualcuno guiderà un carro del genere finché poi arriva quello là stabilito e lì si dovranno fare una serie di discorsi. Io vi ho parlato in passato di cosa ne penso di Pioli, l'analisi di Pioli tra pro e contro che sicuramente ha come tutti gli allenatori, è inutile farla oggi perché secondo me non è il nome finale. Semplicemente non lo è. Quindi dobbiamo stare lì in attesa e mi piacerebbe già parlare del futuro con un nome sicuro, dove si può già cominciare a fare del mercato, un po' di fantamercato, però con cognizione di causa. Ma mi sa che dobbiamo finire il campionato prima, dobbiamo capire se arriviamo in Europa League, se arriviamo in Conference League, se non facciamo proprio niente, e quello cambia il mercato e quello cambia anche la prospettiva dell'allenatore che può venire, che vuole venire, che ha intenzione di venire. Perché ricordatevi che il Napoli può avere disponibilità economica, ma questo non significa potersi permettere chiunque. Devi fare una scelta societaria importante, capiamo che Napoli in questo momento si può permettere anche di comprare Wirtz, si può permettere, ma non lo può fare perché Wirtz avrà una prospettiva della sua carriera diversa da una squadra che non va nemmeno in Conference League, capiamo. Quindi adesso è Pioli. Domani ritornerà in auge Italiano e se ne parlerà di più e vediamo la reazione dei tifosi. L'Italia è meglio di Pioli però, e poi dobbiamo capire se effettivamente è così. Ma non è tutto, perché volevo fare un attimo il recap dell'allenamento.
visto che ci sono novità importanti. Kvara, in seguito a un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto personalizzato in campo. Personalizzato in campo, secondo me, c'hai un paio di giorni, potresti recuperarli. Collini metà della seduta in gruppo e metà personalizzata in campo, quindi non credo, vabbè, ma tanto non avrebbe giocato. Terapie per Zielinski, che secondo me lo abbiamo salutato definitivamente, e il Ciolito. Quindi Dendoncker. Vedo Dendoncker in grande forma qui, e toccherà a lui guidare il Napoli all'assalto. L'altro video che feci disse: scrivete sotto benvenuto mister perché non si sbaglia. Adesso che vi posso chiedere di scrivere? Benvenuto. No, devo lavorare su una cosa musicale, quindi scrivete sotto viva la musica. È una cosa che conviene in questo momento. Poi per il calcio c'è sempre tempo, il campionato è lungo.